Ecco, io chiamerei Adriano un momento come a fare un intervento sulle lingue e furlane. Ah no, no, Adriano, prego. Grazie Adriano, lei plus rappresenta la clappe Hermes di Coloretto. Grazie. Ecco sì. In questo intervento rappresenti la clappe Hermes di Coloretto, più tardi, stante che io stare intrecciate una domanda di rienze dal Movimento Friuli, stante che sono il presidente del Movimento Friuli, allora io risponderai in seconda istanza le domande che io stare fatte. Ho hai con me che ha un libretto alle scritto per la tutela delle minoranze linguistiche dell'Italia nord-orientale, tedesca, slovena e friulana, anno 1977. Questo libretto che entri al contiene una proposta di legge che ha una parte generale e una parte dedicata alla lingua friulana, una parte alla lingua slovena e una parte alla lingua tedesca dal Friuli. Egli è stata scritta in tal'ambito dal Movimento Friuli, che le ha ispirate, o le ha scritte materialmente io, insieme con Sloven Samo Pacor e col tedesco di Sapade Lachnor. Intorno di questa legge qui sono stati raccolti 52.000 fermis su tutto il territorio del Friuli in all'inizio degli anni 80 e presentati a Roma a Nilde Iotti, che era anche volte presidente, in forma di petizione popolare. Ma l'intendimento naturalmente è questo in grazie delle strutture del Movimento Friuli, che denant il timbri de clappe Hermes di Coloretto, che naturalmente figurava come clappe che faceva parte di un comitato, da ogni un comitato, dove che hanno partecipato poi clappes dal Friuli, di tutto il territorio del Friuli, una delle più famose è Ion de Furlan, per esempio, e questa partecipazione ha permesso che passano tutti questi fermi, anche se la struttura, chiamiamola così, territoriale più consistente che ha lavorato in maniera sistematica, evidentemente era anche dal Movimento Friuli. In grazie di queste iniziative che aveva l'intendimento di sburtare il mondo politico e da successo anche di queste azioni che sono state da vuelte in questi anni, gli sforzi politici a cominciare di questi che avevano la loro espressione in Friuli, une da ora che altre hanno pensato a presentare a Roma le loro proposte di legge di tutela delle lingue furlane, cui io manco naturalmente coerenti se viene dato. Di lei alle partite, disegni di partite che iniziative, che ha fatto un lavoro là in Denan, perché colavano i guviars, perché era resistenza e viene anche, però in tal 1996 chi in regione ha portato all'approvazione della legge 15 e dal 99 della legge di tutela generale delle minoranze in tutta Italia. Ad esempio la vera legge di tutela delle lingue furlane che ha giovato, le lingue furlane in misure che ha giovato, ma in ogni caso che sta dei alti concreti, sta che fatte le regioni, in italiani che se si era appena ritirato da scene politiche del Movimento Friuli, ma tutti questi altri sforzi politici si erano anche convinti che la Lega Nord fosse un'espressione di continuazione del Movimento Friuli, finché anche alle durate il bluff ha potuto ottenere anche che i risultati qui. La legge chiamiamola così nazionale dal 99 ha avuto nome un vantaggio che di fare l'elenco delle minoranze linguistiche, di dare così un'esistenza giuridica e di lì però non è venuto fuori nulla di buono. Un dei punti, ad esempio, dell'essere regionale
in su dell'agenzia prima l'OLF, l'Osservatorio delle Lingue Furlane, che è diventato poi ARLEF, che al Varesvu di amministrare la politica linguistica a pro delle lingue furlane su tutto il territorio, salvo però intersferis di competenze da Stato. Una di queste, la più importante, è la scuola. E lo ha fatto con miez che ha sempre sta stiars, ma progressivamente man mano che si dislontanavisi di che è lì, che sentiva anche mo, che percepiva anche mo la presenza del movimento autonomista furlanese, nazionalitario furlano, che è stato il movimento friulano, man mano che si dislontanavisi, le risorse economiche, metodi a disposizione delle agenzie per poter avere la politica linguistica per le lingue furlane e calavi e continui a calare ogni volta e cali sempre di più finché anche si studerà e sarà impossibile farli dopo. A metà dagli anni 2000 una iniziativa che in assura all'interno dall'OLF di 40 membri e ha fatto una proposta di legge che dopo ha convinto la giunta regionale a farle approvare il Consiglio, che sarebbe stata la legge che io poi manco che attuale, che rinnovava ma anche mudava e giuntava rispetto, soprattutto giuntava aspetti importanti che riguardava la possibilità di insegnare la lingua furlana a scuole, perché così tieni presente che sulla chiarta è possibile insegnare furlana a scuole, ma di fatto anche se nessuno lo insegna, perché è una secchiatura insegnare, perché è un peso per gli insegnanti, per i presidi organizzare la scuola, perché la legge italiana, che è nazionale, è fatta in maniera che non funzioni, in maniera di ridurre il furlano facoltativo, che no una materia, chiamiamola così, opzionale, quasi una punizione per cui calciers, per il genitore calciers, la lingua furlana per i figli. E quindi è chiaro che la legge regionale ci arriva in qualche maniera di tamponare questa situazione. Però la Corte Costituzionale le ha cassate e ha cassato gli articoli fondamentali sotto che la scritta qui e la regione di che anni sostiene dal 2006 circa, e naturalmente non ha opponuto che resistenze. In conclusione, voi come voi, la situazione strategica per le lingue furlane si legge a scuola, si legge a res anche di tanti altri sbandi, anche in te propagande che si può fare per convincere gli sfamesi a non abbandonare quei figli sulle lingue furlane, si va res di intervenire ma lei è coperta in tante risorse. In ogni caso a scuole sarebbe fondamentale giusto che a Coventares di nuovo tornare a inviare una iniziativa come che è stata chiesta e Coventino le Squarcis, ma a che punto uno si domanda quale sarebbe la forza politica di riferimento che ha permesso che a manco si facesse il passo in denaro, che non era decisivo, ma così importante è stato fatto negli anni 80 o anche 90. Dulaise che forze politiche che arrivi a ascoltare una istanze come queste e che le traduce in queste istituzioni in atti concreti, in un atto istituzionale. Per come noi è. Seconda domanda. E lo torni a far venire a Cumò. Dopo. Ecco, Andrea, se tu hai saputo agganciarti sulla questione che delle scuole che curte, perché sul mondo della scuola saresti ora si sta che discuti, no? Però ci vengo un attimo e dopo si colleghi anche alle formazioni universitarie. Allora, grazie Katia. Io sai già che se ca alle qualche giornalista dopo questo intervento voi imparerete in diretta. Perché scrive Perché che hai arrivato una documentazione riservata non lo conosco. professor Andrea Zilli. Ecco. Istituto Linusio di Codroico, collega di Katia, arrestato oggi. E disse sì, ma dopo ci dilerai e venirai arrestato. Ma non gliela dico, non gliela dico. Allora, mi è arrivata una documentazione riservata, no? Riservatissima.
L'HDIS, oggetto, la lei richiesta, controllo, dichiarazione, diplomi falsi, aspiranti, domanda personale ATA, perché non sa il personale ATA, c'è che lei sono i bidelli, collaboratori scolastici. Al DIS, triennio 2021-2024, che sono le durades della graduatoria. Con l'allegata nota, assunta al protocollo, eccetera, eccetera, è stato trasmesso a questo ufficio da parte di alcune procure d'Italia l'elenco nominativo di coloro i quali hanno ottenuto il rilascio di diplomi e certificazioni false da parte di diversi istituti paritari. Gli istituti paritari sono le scuole private, signori. E li leggo quali sono, perché li citano, Abbiamo, operanti sul territorio nazionale, tra questi l'Istituto Paritario Alfred Nobel di Roma, Istituto Paritaria Volta di Udine, Ivo Indenant, il paritario Freud di Milano, il paritario Pascal Voghera, tecnico paritario Patrizi Cavallotti di Pordenone. Io vengo in Friuli, Sciors. Anni Indenant, Pellegrino Tusi, Castel Monferrato, eccetera, eccetera, che da controlli effettuati è emerso che da tempo stanno rilasciando titoli e certificazioni non corrispondenti al vero. Chi si ha fase in due domande. Sciors, dal febbraio, ai vari di Tibaldi prima l'ha cominciato, no? Qui regionali, anche io ai vari di sulla signora Rosoleng, che dice noi l'Alessia Rosoleng. Cito una frase dell'8 settembre 2014. La Venezia Giulia è l'unico motivo di nascita della regione speciale. Non vi venite voi di mandare, non vi disdullare. E dite che mi arrestano dopo questo incontro, Allora, dal febbraio del 2019, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, e io sono d'accordo anche di farlo col Friuli, infatti Ceschia dopo alla di dirmi caltorne, no? Il movimento Friuli alla di tornare, signor, e hai 30 anni, signor, ma il movimento Friuli non è vecchio, alla di tornare, a difendinus, la snesse ladris, alle stimpiardin, fra l'altro io sono dai, saremo in 20, insegnanti che hanno a torpere regione a rompere balis a insegnare Furlan. Io insegno Furlan e lo farai a cosa di restare anche senza macchine voi a Pito scuola. Il Furlan la di sedi insegnate scuole. Obbligatorio. Bravo, bravissimo. Insistete a fare un'emissione in Valle d'Aosta. Il Presidente della Repubblica mi ha dato delle spille, che non mi farà Cavaliere della Repubblica, il Cavaliere razza pommetti su per il culo. Ma in galera. Mi ha fatto dormire, cindista la macchina. Cindista la macchina. A chiamfarmi, ti levi a cambiarmi dal cimitero. Va bene, mi hanno lasciato lì. Ero un'impestata, che lì, hai guardi sul giornale, quindi era l'identikit, lei mi vedeva, ma tutto sa che l'ha fatta la missione, via. Non vi disse il scindic di qual comune, io sono di Meret di Tombe, non vi dite qui che lo scindic. C'è che l'ha fatta. E ma mi hanno aiutata, c'è che mi hanno internato alla base militare. Ma tornate alla scuola perché, insomma, queste regioni che vi dite, ci hanno fatto e volevano regionalizzare la scuola. Ma noi siamo giusto farlo, signors. Secondo me sì. Mi covanti in 3 professori in Friuli, a Chiappin, 3 professori. E città della Valle d'Aosta perché lì con che fanno il concorso, domandano in francese e lo scrivono anche per l'ambulanza in francese, ambulanza, lo scrivono in francese. Anche tratino. Ma noi in Furlan. No, noi non facciamo l'esame di friulano, che hai al DD, anche te che roba qua, hai al DD. Allora, bisognerebbe fare i concorsi e qui calul in lingua furlana. Io quest'anno ero presidente di maturità. Io ai giovani la domanda, se vedete che ero in furlano, c'è più cognosci, cosa è la domanda in furlano? Signors, io ho insegnato chi a cucinare, in Friuli cucinare, nella scuola Arturo Zardini. Lei sta fermando, non dici giovani, fermate qualche mio collega, scusi professore, beh tu sei un mio collega, tu sei furlanista, ma perché i nostri colleghi, scusa collega, ma qui sono, di lettaris magari, questo è l'Arturo Zardini. Ti chiami? E che ne sacci io chi è Arturo Zardini? È vero, Non sanno che è Pietro Zorutti, non sanno che è Arturo Zardini. Il movimento Friuli, allà di tornare, perché se no, si impiaddus.
dalla programmazione ministeriale, Arturo Zardini non è. Non sa neanche ma sì, ma è una roba allucinante. Come ci hanno inventato? E hanno inventato un sistema che si chiama GPS il governo. Allora fa la nomine sia, mi è arrivato anche a me, io sono di ruolo, mi è arrivato un contratto, pensate, guardate, sono a tempo indeterminato l'algoritmo ministeriale, la mi manda al cello a tempo determinato, cioè non capite niente, no? Si è incasinato il sistema, no? Ma noi per auli, no? Perché avresti di regionalizzare la scuola? Semplicemente perché il personale lo inquadrin no, il sistema di reclutamento io fasin no, i percorsi educativi io fasin no, e finalmente potete spiegare che è Arturo Zardini. Ma la lingua friulana che facciamo a scuola porta via ora d'inglese. È vero che porta via ora d'inglese che tu sei inglese? No, perché un bambino che parla anche friulano, il cervello non recepisce friulano dialetto o lingua, che è una lingua. È sempre una lingua in più che permette al cervello del bambino di essere più elastico. Lo dice l'Arne, forse lo dice anche il professor Cesare. E io dicevo la neurolinguistica. Certo, la neurolinguistica. Ecco. E lo hanno definito, hanno bocciato la proposta, leggo quello che hanno detto, lo hanno definito un progetto di involuzione catastrofica che investirebbe l'intero sistema scolastico pregiudicando non solo l'unitarietà culturale e politica del sistema di istruzione e ricerca, ma l'intera tenuta sanitaria del sistema nazionale, in un contesto nel quale già esistono forti squilibri fra aree territoriali e regionali. Tu hai firmato il terrorista? Sì. Il terrorista l'ha firmato. La scritta. Non vi dissi i partiti perché già ti baldi io a città, quindi sempre lì. E ha scritto che lo fa. E hanno bocciato. Si salva come il Trentino. Io gli dico una roba, ma è possibile che la protezione civile, perché i volontari di protezione civile sono comunali? Giustamente, se succede un'alluvione, no? E il vecchio che è dentro, o il giovane che è dentro per la protezione civile, conoscente la calà di l'argina laghe, conosce il territorio. Allora io anche l'insegnante al sede dal territorio, no? Per poter insegnare a chi scubias, che se non capisci, già è difficile insegnare. Se si sceglie un mestiere e capita che, mamma me, no? Ecco. Altra roba, insegnamento al furlano a scuola. Fausto Del Carlo. Allora, Fausto, che è un mio caro amico, come vi disse il perché? Perché che Fausto è tornato a scuola. È tornato a scuola. Fausto l'ha fatto i corsi furlani. Si può dire di un altro Fausto, il professor Zoppo. Si può dire che Fausto avrà poi titoli di qualche mio collega. E non sto scherzando, Vi spieghi. Prima del 2012, prima che il furlan diventasse materie curricolari vuol dire che già che a settembre una sua collocazione all'orario, che invece noi perché i fondi arrivano dopo, va di dopo al collega, e quindi portate via l'ora di inglese, o l'ora, e io le proteste, se andiamo via i figli, se andiamo in che, Pensate, prima del 2012, tutte le in, come Fausto Zoffa anche, no? Tutti che avevano studiato furlan a livello comunale, che avevano qualche esperienza, a poter andare là a fare la lezione come esperto di friulano. Quindi avevano il posting che aveva fare il posting, o il vigile che aveva fare il vigile, e all'aveva scuola a pandi la sua conoscenza. E all'aveva anche bien, perché all'era, un po' di una visione domestica, no? Arrivava la vecchiutta che aveva fatto il corso, ti spiegava, c'è che faceva loro, no? Ti portava a visitare Chiesa e Facelle, eccetera. Cosa è succeduto? Dal 2012 il furlan è diventato materia curricolare. Quindi, se sul sito della regione ci vogliono titoli culturali, titoli professionali, titoli scientifici, bla 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 bla. Praticamente, Fausto che ha i titoli e tutti il postino e il vigile gli hanno detto tu stai alla cucina, tu stai come da macchine di caffè, tu stai alla questa e tu stai a fare il vigile. Perché il furlan ha pure insegnato, pensate altri, solo gli insegnanti che sono iscritti nelle graduatorie di istituto, che adesso si chiamano GPS, che non ho capito, ecco, e che hanno avuto almeno
un'esperienza di insegnamento di almeno 30 ore. Quindi, tutti i miei colleghi di Catania, di Napoli, stanno insegnando furlano. Difatti, con che i frus, mi vedo di me, che sei furlano, anche a scuola che insegnavi, così mi dicevi, ma lei è friulano? Oh, finalmente mangiano il frico. E non la parmigiana di melanzane. Buone però. Buone, non so chi ha discriminato, non so chi ha discriminato. Io so chi ha detto che speri che il Movimento Friuli al torneo in pista per tirare fuori le nostre tradizioni, le nostre gubane, il nostro frico, la nostra lingua e che la riportino in Friuli. Se no, dal Furlan, dalla selezione di Furlan, i nostri frus avvigneranno sempre di più di avanti. E parlare con Ceschi e chiacchierare con Ceschi, Ceschi ha detto una roba, un lavoro interessante. Per le Furlane, invece di insegnarlo così, no? Con che insegnanti che a Cirin di farlo come tornaconto economico, non per passione, io lo faccio per passione. Infatti anche se la preside mi dice le do 5 euro, io lo faccio di stesso, perché io ho di insegnare la tradizione, è di insegnare ciò che mi ha insegnato la metiere, che è un metiere bellissimo, avviene il mare, avviene la montagna, avviene la planura, avviene tutto, avviene anche Trieste, o no? Trieste. E dicevi, sarebbe interessante i 6 livelli di competenze dalla lingua, cioè gli insegnanti sottopongono a un esame formato di una commissione che si chiama ARL, che si chiama Società Filologica, che si chiama come cavolo, ma un esame serio dove che si valuta effettivamente l'insegnante alla di belle competenze per poterlo insegnare, e allora sì, tu puoi essere anche siciliano, calabrese, ma tu devi dimostrare di saperlo. Punto. Se no, ci stiamo a fare. Ecco, e quindi io veramente mi auspico che il Movimento Friuli, che è stato fondato nel 1966, di cui avevano i 2 organi costitutivi, il Comitato dei Garanti, avevano chi, infatti mi vergogno a chiacchierare dopo di lui, perché lui è un maestro, insomma, no? Per lui no. Secondo me la serie è tutta dica scrive per fare i vocabolari, sarà fatto tanto che il materiale per noi, e che sta lavorando proprio tu, per permetterci di insegnare a scuole in maniera più facile, più costruttive, più piacevoli. Esatto. E dopo anche le segreterie politiche di Marco De Agostini, che hanno sempre avuto una certa sensibilità, no? Sono state persone un'evore attenti, no? E anche una sensibilità al Furlan hanno sempre avuto. Quindi veramente, se vogliamo salvare il Friuli, secondo me, io lo metto come un secondo me, ma penso che se dice secondo Katia e sentito anche Roberto, allora di tornare al Movimento Friuli, se no siamo persi, siamo persi. Io non sai la Callarin, cioè o torna al Movimento Friuli, o se no Tigninsi cala la Rosolenca, continua a dire che, ripeto, la Venezia Giulia è l'unico motivo di nascita della regione speciale, e vedremo che combineranno, insomma. Ma io spero veramente di no, siamo persone intelligenti, avendo due c'è che l'ha fatto il Movimento Friuli, pal Friuli, e secondo me, se no continuiamo a lavorare, anche le nuove generazioni avvigneranno d'oglie. E dopo vi dirà Katia, ce lo fa, tanto per cominciare, al sares di Cirini fa gruppo, c'è molto fase in gruppo. Fase in gruppo sottoscrivendo, sai, una tessarute, così no, dopo avviene un elenco di due e poi tornare a tassi, poi fare gruppo. E dopo una persona a chiacchierare a parte un'altra persona, che a parte un'altra persona, che a parte un'altra persona. Ai fine, a diventare come la UE, no? Che comincia plan plan, alla fine saranno tante persone spurlanofone, no? Che bisogna fare? Fare gruppo. Allora il Movimento Friuli tornerà a vivere. Grazie.